Nino Cuffaro, neosegretario del Partito Democratico ad Agrigento, oggi attraverso una nota stampa prende posizione su Agrigento Capitale 2025 e sulla costituzione della futura fondazione. Ecco, in breve, qual è la sintesi di questo documento e della vostra posizione politica? Ma noi partiamo innanzitutto da un apprezzamento notevole per quella che è la qualità del progetto che ha vinto il titolo di appunto per Agrigento. Si tratta di un progetto molto raffinato, di un progetto che esprime una visione di Agrigento che noi condividiamo. Si parla di integrazione, si parla di Agrigento porta d'Europa, di accoglienza, di sviluppo sostenibile, si parla di sviluppo alternativo. Ecco, noi riteniamo però che la città abbia bisogno di una serie di interventi perché non è pronta per accogliere un evento di questa portata e per gestire la presenza di un flusso di centinaia di migliaia di turisti che si spera verranno ad Agrigento nel 2025. Noi non abbiamo un sistema di trasporti urbani efficienti, da poco è stato rinnovato il contratto con la TUA ma non è stato assolutamente potenziato, non abbiamo un servizio di taxi adeguato alla bisogna, ci sono solo 4-5 tassi ad Agrigento ed è difficile pure ritrovarli, non abbiamo un sistema per quanto riguarda i trasporti interurbani particolarmente efficienti, in questo momento siamo privi di treni e con autobus che portano ad Agrigento per strade molto tortuose, c'è quindi un lavoro enorme da fare non solo all'interno della città ma anche nei rapporti con le istituzioni regionali che devono darci una mano per poter gestire al meglio questa situazione. Poi si può parlare anche di parcheggi che mancano, della pulizia della città che è carente, del decoro che è assolutamente inaccettabile, dei sottopassaggi che non funzionano, delle opere che sarebbero utilissime e che non sono state ancora riaperte nonostante le assicurazioni da parte della Giunta. Mi riferisco per esempio al Museo Civico di Piazza Pirantello oppure per esempio a Palazzo Tommasi o all'ex collegio dei Filippini che dovrebbe ospitare proprio in vista degli eventi di Agrigento 2025 il museo della città. Ora, cosa sta succedendo? Che invece di concentrarsi su queste questioni, di preparare la città a questo evento, di fare un cronoprogramma, di capire cosa si può fare, in che tempi e con quali risorse, tutta la discussione si è aggrovigliata attorno alla fondazione. Dopo 4 mesi e mezzo è stato partorito un topolino, cioè uno statuto che è assolutamente discutibilissimo, un qualcosa che si poteva fare nell'arco di mezz'ora, uno studente di giurisprudenza del primo anno riesce a farlo in pochi minuti, ci abbiamo messo quasi 4 mesi e mezzo e alla fine è altamente discutibile sia la forma che la sostanza. La forma perché si è rotto quel principio che ha portato Agrigento a vincere questo premio, che era quello della collegialità, di mettere assieme istituzioni private e pubbliche della provincia e fuori, con primarie istituzioni nazionali come per esempio il FAI o Italia Nostra, e nel caso dello statuto della fondazione non è prevista la presenza per esempio del comitato di gestione di società assolutamente prestigiose, di enti privati come il FAI o Italia Nostra e di altri enti locali che comunque hanno un rilievo estremamente importante. Un ente pubblico come la Camera di Commercio non può non essere in un organo di gestione per un evento che avrà un impatto economico importantissimo per Agrigento, così come il Mudia per esempio. Allora perché si fa questo? Perché si arriva a una situazione di rottura, come ha sottolineato il Presidente della provincia in 2 interventi pesanti, in 2 lettere che non hanno avuto alcuna risposta da parte del SIT. Dell'università. Sì, dell'università, perché probabilmente c'è l'idea che questa fondazione debba essere appannaggio di una parte politica e che debba servire non per dare lustro alla città, non per cogliere un'occasione culturale, di immagine e quindi anche economica per Agrigento, ma semplicemente per gestire una serie di risorse parcellizzandole in una miriade di interventi fatti di piccoli appalti, incarichi, consulenze, assegnazioni a diverso titolo che possano costituire una base elettorale.
Non dimentichiamo che nel 2025 scade il Consiglio Comunale e si andrà a votare per l'elezione del nuovo sindaco. Se questa dovesse essere la finalità, è chiaro che immiseriamo questo momento e noi faremo di tutto perché questo non accada. Quindi noi lanciamo un appello veramente a tutte le forze vive della città ad essere vigili, a partecipare a questa fase, a farsi sentire e a far sì che diventi un bene collettivo per l'intera città di Agrigento, per le istituzioni ma anche per i cittadini.